in chi stai chiaro, ma su grum di volontariato. L'unico vantaggio è che non è troppo fa. Sistema un la vado schiamese a me, su un par di mudranti. Vabbè, per quale specie sto in due minus? Troppi guerra, partione un panino, un doffetti di mortadelle. Ma lui ci dice, un di mortadelle, un di formaggi. Convince a comprare che trasferire. Hai capito? Non è già più comodo per una scuola. Possibile che è di scuola che largai ad un souvenir di Dio. Possibile che perché passa un po' di scovacci hai di farmi più chiare pure. Milva ogni più chiare. Ma dopo butto via due cioccolate che va su. Ora si avvale di ricordati gli scovacci? Il riciclaggio che l'hanno inventata fa. Ahie, la roba di oggi è inventata. Invece, tutti a buttare via tu. Ahie, la smania, dall'uso e getta. Si compra e si butta via. Si soffre in casa e butti via il fazzoletto. A bevi, butti via i tassi. A mai, mi butti via plastic e rose. Ma fasi un par di telefonate se cambi il telefono. E fammi il bagno e butti via la chiacca, Lo stava nata anche pronto, con le due gridi, casi, stim, buttan via, di besoi. Vabbè, per scominciare io la buttate via la sua femmina. Buttate via. Buttate via. Un divorzio, o hai tapponato le buse, un divorzio, o hai guadagnato. Sì, a parte luce che ti passai ogni mese. Ma non è lui in confronto che mi faceva le spindi prima, Sperperatrice. Eccoci qua, un'esperperatrice. Ma come i robi saranno migliori per me. Vuoi saputo che si è mettuta a lavorare. E così avrà finito di fare mangiare la smessa che Chi è di stars? Ecco, io ti chiacchiari e tu ti approfitti per stravacanti e non per lui, E io subito ti ho fatto i piardi. Ma vi ho detto che fai mano le score e mettiti a palo. Dorman. Subito. Ma cui malufasi e fa? Disco un po' di pietà per lui, se no non è già lasciati per solo. Un biglietto al suo regalò. L'estrazione di domani. Ah, di sicuro non lo ha comprato lui, anche se le do di €1. Non butterei mai di lei così. Ma intanto lo tengo. Con che lampa lì, Alle gliele so vicine, delle migliori e basta. Sì, signora Teresa, io non grazie che si dice, no c'è molto che si dice. Devi fare corte. E chi si mette a... No, sono venuta a vedere No, grazie. Ho spinto a volte con che... ma non so quindi te. Di fammi spingere. Io spennacchio.
questione di essere premioso. Io? Qui con gli stombati. Ma poi, signora Teresa, nessuno vede? E mi chiama. Mantenere e i miei debiti. Stipendio, no, vivi alla grande, no, per E spera che si ottiene i suoi problemi economici. Oh, povera femmina. E deve avere occhi masalati che non funziona tan bene. Oh, ma sino a sagre, sino a fare fieste. Ascoltimi, Teresa, io voi negozi, io hai di ripiode un po' di cose, insomma, tu un po' di santi la chiesa prima, così tu sparagli su un po' di famiglie e io un po' di base. Hai capito? Il convegno, la sassa. Avete dite? Non letta, però. Oh no, non è brutto, ma è tirchio di brutto. Robis, che non va neanche in bagno per non buttare via lui, Beh, io fumo voi, se la vuoi di restare. Ah, oggi non mi sa me, è la giornata buona. E quanti se le giornate buine? Quanti le chiò forse? Madonna se proprio tu mi regali le bottiglie di vino. Allora è meglio che me ne torni a casa mia, magari un'altra volta. Sì, un'altra volte. E voi avete chiesto con fumato che non mi si smola. Anche il male e sono la desvia. Ma è tutto il spreco di curenti, c'è ma c'è già scritto da guarda, Ma sono lui bambino, ma non più chi sa, loro, tutti in base, e avevano girato là che sono, io poi fa salsi mortali, metti sul mio negozio di ferramenta, poi sfadiare tutte le vite per arrivare se qualcuno. E non hai nessuna intenzione di farmi invocare di te là e farmi parlare via lui. No, nessuna intenzione. Ecco, io dico, su questi piatti, un clown ogni dì dal giro di un par di anni sulla resa in fallimento. Anche mo, un'altra volta il campanello, ma ci succede a voi? Oh, Betty, buondì? Entra. Ho sempre passato l'anno del ferramento, gente per le chiese, sarà mica malato. No, poi ti richiodi un po' di cose e tu sai, allora risparmiate, c'è che la inta con i voli sul mio quaderno. Allora è mercoledì. Ma no, Betty, peccato, senti un momento, fermi anche io e facevo una via le chiacchierate. Non te ne so, chiacchierare non costa lui, no? No. Se potesse di te, io. Betty, si va in avanti, vai su, sì. Dai, che te lo stai negozio, proprio così bene. Ogni dì che me ne comprati altro. Ma io, se va adesso di dì, con le mie misure fai di impiegare. Santo le robe, io ti inviti, tu vai a studiare, tu sei intelligente, tu ti accari forbito e soprattutto tu stai tranquillo. Alla fine del mese ti danno le paie e non quasi pensare a noi, Io invece, fra tasse, commesse, fuori d'oro, incano mi paie, ma io le robe impossibili, di non salta fuoco quasi. A proposito, di incano mi paie, sì. La rata di che prestito che ti fa, gli schiarude di 3 dis. Sì, lo sai, figlio, ma anche io ho figli, mantieni boletti. Mi costa un po' di macchiare. Paghist, io vorrei essere l'ultima scuola. No, ma costi a me che per un prestito di 1.000 euro, il 20% di interesse, a io non usura. Non danno neanche per aule. A chi? L'unica se di usurato so io. Sta qui, domani alle 27. Domani alle 27 ti do il dolce calettone. Professore. No, figlio. Sentiamo il calendario l'anno passato. Tu?
Non penseranno mica che compri un UFO ogni volta che il fu. Basta, fa lavorare un po' che ti ha. Io sai che per esempio lì, il primo di dicembre alle violme, si pistaglia le divina. Il prossimo anno sarà di sabato, no? Dopo 4 anni sono costretto a cambiare. Faccio che con l'ambisesti con perché diventa un po' complicato. Sono feliciti, dica ti regalare il lunare, se gli hanno un modo, tu sei costretta a comprare. Magari un vero calendario Pirelli con tutti che perderonis. Oh, dai, stavi scherzando, ascolta, mi daresti? No! Non stavi domandando una tazza di aghe. Oh, madonna, salute Gesù. Allora, tu sei smart. La prossima volta il discorso, così scominciamo differente. Una tazza di aghe o da resito damane, così tu mi metti soddisfazione. O voi a chiotta lei. Oh, non può vedere che ti metti plene, esatto? Ma preoccupati, non l'avrei sveduta plene. Grazie comunque. Ma non è casate? Casate? E gli da combinare. Non hai tu mica voglia di aghe, non li combinerà. No, per l'amor di Dio, che mi vuoi fare spingere? E pensi che non serve? Ti hai regalato il biglietto del Superenalò, magari fa sempre al culo di vinci, e io non ti preoccupare del mio debito. Io non provo che stupidaggini dici. E gli do un'altra maniera per far spingere besa lei. E comunque, ci centreresti una ipotetica vincita col tuo debito, ma sono dolori differenti. Ma ti avevi regalato io il biglietto? Bravo, così te io regalare. Qui alle me. E salvesti sei un biglietto milionario, che qui sono i milioni. Beh. Figlio, con te non sono più speranze. Anche mo. Oh, dal fosse a toccarsi in te quarta, invece di stare lì si persona al campanello. A Pasarese mando il confusione e si sparagnerà un po' di corrente. Oh, signora Anita, caliente, che si compri, che vedi? Ma vuoi già lì, che non mi commette di dire. Mamma mia, ma non è venuto, Siortiglia, spennacchiotto? Sì, non si tratta di sedi prevignose, che è questione di sapere spensierati. Ma amorino, non sono mica qui per vendere al caffè. Allora non devi capire che gli venuti a fare. Stavo pensando le facesse piacere un po' la mia compagnia. Ma vedo che non è solo. Mi chiamo Annetta e sono la nuova vicina di casa di Tiglio il Cioccolatino. Piacere? Io mi chiamo Baby? La posso chiamare Giuseppe? Sicuri? Ma ascoltiamo, Allora Tiglio, visto che è già compagnia, ti vogliamo di più? No, so io con stavi qui per bene che non ti bevi le aghe naturali che mi ha regalato il Tiglio. Si vede domani perché questione finanziaria. Sì, ma io non ti smette altri, se no qui... Non sta preoccupato che non ti mandi alla meglio. Buona giornata, signore! Oh, Non devi preoccuparsi, signora Rita. Perché alle fatto così, è un po' carta io. Divisi magari vicini, alla mica scuola, no? E erano le fruttine che in clasette. Insomma, le volte da lì, che era con piedi, insomma, ed è stato un quarto d'ora per domandare spicciolatitis. Dopo una trasmissione è cresciuta, mi dice. Ed era andata al colloquio di voi. Insomma, siete fatte avanti, è venute, no? Che facevano tutte le domande. C'è scuola tu fa, c'è la borsa tu fa, c'è se tu fondi fa. E lui, muto, non arrivava a tirare fuori una per altra. Ma perché le va così? Che si sente, capelli, dai, che si comodi. Non le fa neanche pagare. grazie, ma che gentile scricciolino. Cosa dici se ci diamo del tu? Guarda, con la bene.
improppato a fare i conti su questo quadernino? Ti ringrazio Anita, ma io sono rilassato. E alle prove del lavoro che mi rilassa, quando mi mette a fare cosa, c'è un momento meraviglioso, quasi romano. Ma è come là che fa su Rusotti si primavera? I Rusotti, se saresti in vecchi, per capire, no? Mi danno forza, mi danno sicurezza e non va mai frasi, come i Rusotti. Il nervoso mi vede, quando lei qualche dunque la vuole di niente fa su bene Rusotti. Ma non ti fa tristezza infumare tutti questi prosciutti da solo? Sentire il profumo che emanano con qualcun altro è più piacevole. Non la pare se tu voglio arrivare? Tiri sulle balle. Ad esempio, quando io cucino una torta, non c'è piacere a strafogarsi di cioccolata e panna senza poter dire a chi ti sta d'oglia: accidenti, che buona, mi capisci tu, figlio? Ti capisco proprio bene. Ma non sta a pensare che io voi a che ora ci rire i vestiti di altri, Gli stai bene, mi beve neanche, signora di Zavier. Parliamoci chiaro, figlio, io sono fertile. E tu sei divorziato? E tutto a suo frutto. Sì, ma si accontenta di poco, non consuma niente, è un grissino, uno stuzzica dentro, ma non ti scopre un po'. Che spettacolo. E poi anch'io non è che sono una di quelle femminutis con i grilli per la testa che mi piace spendere i soldi a destra a manca, a via di troppo. Non sarebbe mica una cattiva idea unire le nostre due solitudini, aiutandoci con un pochino di cappellotti? E un pochino di te. Non sarà una di quelle starlette che si vedono in TV, ma sei una di buttavie, No, tuttavia proprio te no. E anche tu sei un bell'oppo, Gigino mio. Grazie. Stai bene, la solitudine tra uno e femmine e le brutte robe, senza un ondoglie Ti capisci? che la faccia sentire attraente, desiderabile, ma dimmi altro! Ha tu una pensione di reversibilità? Anni riga da Vince. Comunque io ho messo subito in claro che non hai nessuna intenzione di tornare a sposare. Ma un sacchiotto! Ma chi ha mai parlato di matrimonio? Una convivenza alla Resbenissing per dare e ricevere un po' di serenità. Economiche. E anche Topolino. Lo sai, Anita, lo sai. Lasciami pensare. Sì, ma Topolino non metterci troppo tempo, eh? Allora, alle prossime, E mandi. a presto, Cinesino, ciao! Ah, Anita, Sì? dal caso, sapessi succedi altro, con separati, E riparleremo col pardino. E dopo, a dirsi che non so i conti pur, basta sape fa, e la Inta può dare sveduti, presti. Allora, tu digli che si a fare un due cose, seriamente. Oh, il 30 di più, 200 euro di viti, il meccanico. O mi fa gratis il collaudo dal futuro. Il primo da mese poi di 150 euro di turo di sblanchino. Anche lui, o mi fa sblanchiato di fuori dal negozio. Veramente gratis, no? Oh, Beluca, il doi al turno di Armando, l'urologo. A lui le domande dopo i mesi. Oh, una pagina di dolore. Poi ti dà 650 euro al fornitore di Milano. Quindi se devi dire una scusa e questa mi alta rimandare un po'. 1000 euro sarà Max, femmine. Speri che mi spindi tutti i miei disegni. 350 euro sarà. A proposito. Guarda tu, che biglietto mi ha regalato a te. Una doverai che tu, o per una volta che mi regali caldo, o quella grande, pensi tu. Sicuramente col valore, ma non si sa mai. Mi sembra che tu viodi che lo ha chiudiata resi e con che ciò tramai tutti quelli.
Allora, così così, tu vuoi dare che la devi chiamare, casomai domani proprio devo andare io. Ma sì, così. Mandare dalla mamma a prendere latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Ti ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Allora, il panino, la mortadella e il panino. Perfetto, non manchi lui, Dio, vai perché delle spese. E c'è anche il biondo. Il caviale non va infinito. E allora il chiotto e le mortadelle. Hai fatto male. Non sai c'è fame dal tuo umorismo. Il resto? Nessun resto, le battute infinite da chi? Il resto dai bene, fiolle. C'è che ti è avanzato a spese? Il resto è bene. Ma sembra che qui lei. Ah, allora una radica che io giunterai le prossime queste fare. Sì, è liceano. Sto fare tanto unghie, e sempre dato che ti aspettare. Ma cambiare discorso. Non è che fa caso a schiattare via torno un biglietto al superenalotto. In chi stai piace? No? Alzare come che fa un bisacco a cos'è? Chiste, hai la piazza stupidaggine di due mattine. Alle quarte ti chiappi a patata. Insomma, la pigliata, sì o no? No? Non lo hai chiacchiato? Magari tu lo hai spiucchiato con che tramaglio che vorrei. No, Cro, si sarebbe inchiastrata e lì. Sto perdere da lesie. Io ti ci ben pardon. E quando tu mi chiami sto già male. Castelli qui è. L'unico torna a passare la scopa, L'unico, mi commenti parlo mio. Sarà impossibile. Ecco. Ma non avrai in negozio neanche voi? Tu, se fai impossibile, non sta a pensarci con passione. Figlio, Perché la spendo. Sicuramente alle donne un po' picchiate, però hai voglia di amarmi una soddisfazione e magari fai anche un bel scherzo. Mentre giochiamo. Pronta? Non dica, Lesia. C'è gusti, abiti, alle tantine che non ti posso far di ca. Ma si sa che vuoi? Oddio. Sicuramente non si sa chi per nostalgia di chiase. E t'amando perché il calea sta qui. Ma sì, tu sei sempre più bene. C'è lo stato? Teresa, sto abbastanza bene. Abbonde? Ma c'è nome Abbonde? C'è qualcosa che mi tormenta, dovrei parlarne col papà. Spero che non si rinnuglia di grave. Beh, sentarsi, o poi avere della calella al figlio. È stato un sbaglio, mia figlia. Ma no, mamma, è giusto che anche il papà sappia. Ma non potevi mandare un'email, un sms? Ma figurati se te lo dà un cellulare. È vero. E allora un telegramma. Anzi no, guarda lì, segnali tu e sono più che sufficienti. Ma mamma, su, il fatto che tuo papà siano divorziati non deve mica influire sul mio rapporto con lui. Rapporto? Ma mai visto avuto un rapporto con lui? Ma non dire così, nonna. Pensa, io mi ricordo che quando ero piccolina lui... Quante tu eri spiccinina, la ciruti, la vai panolini, spartornamenti, eri già che i pampers. È vero. E quando che ho scominciato la scuola, al
per adesso. Sappiamo tutti che papà è un po' restio a spendere soldi, no? Chi ste poi viene? Restio a spendere i soldi? Secondo me non mi conviene. Tagliare la salutoria, anche suo male fanno schifo. Ma la nonna Gina è già morta da 10 anni. Appunto, frute, di crepecur. Tutto questo adesso non ha importanza. Ha l'importanza. Io darastro più importante a lei. Mio padre è sempre mio padre. E come tutti i padri è giusto che sappia. Ben frutte, contente tu, ma chi è che era pure un polverone? Tu sai che quando si chiacchiera in inglese con lui non si ragione, ma non c'è cronato non sei di laderie, di che ti hace chi? Gli screzi che avete avuto con papà non mi interessano. Io voglio condividere questa